Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. A Messina il ministro dei trasporti Matteo Salvini ha ribadito il massimo dei controlli sul ponte contro il rischio di infiltrazioni mafiose, tenuti a distanza i contestatori no ponte. Il caso delle truffe Visodent finisce in Parlamento, intanto le procure sono al lavoro mentre si moltiplicano gli sfoghi social dei pazienti abbandonati. Albero secolare crolla su un'auto a Sannullo sopra la circonvallazione di Catania, ferendo 2 persone, il tronco forse spezzato dalle raffiche di vento. Si suicida nel carcere Pagliarelli un detenuto ormai vicino alla scarcerazione, l'ennesima tragedia di un sistema carcerario al collasso. I reati contro gli animali diventano legge, approvata al Senato la proposta Brambilla che prevede pene più severe. L'antimafia siamo noi, 100 bambini trasformano l'Ars in una redazione e vanno in onda col TG della memoria. Calcio, dopo la retrocessione arriva un'altra mazzata per il Messina, penalizzato di 14 punti da scontare nel prossimo campionato, a rischio anche la Serie D. Dal Tribunale Federale Nazionale stangata anche per il Trapani. Basket, la Shark Trapani insegue la finale scudetto da stasera con gara 1, la semifinale contro Brescia. A Messina questa mattina il ministro dei trasporti Matteo Salvini ha ribadito il massimo dei controlli sul ponte contro il rischio di infiltrazioni mafiose, tenuti a distanza i contestatori. Francesco Triolo. CIPES, cantieri, espropri, rischio infiltrazioni sono le parole chiave dell'incontro che il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ha presieduto in prefettura a Messina, un vertice che ha seguito quello di ieri a Reggio Calabria con rappresentanti dei comuni, delle istituzioni, l'autorità portuale, associazioni datoriali e sindacati, ordini professionali. Il ponte sarà un acceleratore di sviluppo, ripete Salvini, che ha toccato il tema più dibattuto negli ultimi giorni, la lotta alle possibili infiltrazioni mafiose in appalti, subappalti e forniture. L'incontro che ho fatto stamattina con le istituzioni che indagano e di prevenire qualsiasi infiltrazione mafiosa, che ogni euro dei cittadini deve finire nelle tasche dei lavoratori e delle imprese sane. Stiamo lavorando tutti con la stessa maglia della stessa squadra e con lo stesso obiettivo per avere il massimo dei controlli antimafia, anche superando in senso restrittivo e severo l'attuale codice antimafia, abbassando le soglie, verificando anche col badge di cantiere chi entra nel cantiere, subappalti, movimento terra, rifiuti, trasporti, mense, divise, servizi, insomma ognuno nel suo ambito. Abbiamo l'interesse che questa opera unica al mondo non soffra di infiltrazione. Entro l'estate partiranno le bonifiche, è garantito le indagini geotermiche, i primi espropri con abbondante indennizzo, fuori alla prefettura il presidio dei comitati no ponte tenuti a distanza, non senza polemiche. Ci mettono qui a protestare totalmente distanti dalla prefettura, questa è una vergogna, questo succede in Russia, in Cina, i principi democratici vengono strappati con una facilità, ti mettono a distanza per non far vedere niente a nessuno. Il caso delle truffe Visodent finisce in Parlamento con un'interrogazione. Intanto le procure sono al lavoro, come le associazioni dei consumatori che preparano una class action, e si moltiplicano gli sfoghi social dei truffati. Roberta Lunghi. La truffa Visodent, con 7 studi odontoiatrici in Sicilia, da Catania a Palermo, Modica, Trapani e Messina, che fanno capo al manager Bartolo Conte, guidato dall'amministratore unico Roberto Latorre, chiusi da un giorno all'altro, è caso nazionale che approda in Parlamento. Una nuova interrogazione, infatti, dopo i casi di Mestre e Imperia, è pronta ad essere depositata. Depositerò a brevissimo un'interrogazione parlamentare per chiedere al ministro competente se non è il caso che in Sicilia venga in forze per fare un'ispezione puntuale. I truffati da Visodent si moltiplicano attraverso le chat appositamente aperte e la confluenza alle associazioni dei consumatori, pronte ad avviare corpose class action. Fondamentale la denuncia social su Facebook di Tiziana Coppola. Ovunque queste cliniche Visodent sono sparite, lasciando nei debiti
centinaia di persone, se non migliaia. Da lì un fiume in piena di casi e denunce che raccontano un medesimo modus operandi: preventivi vantaggiosi, l'invito alla rateizzazione, lungaggini con medici che stanno male e devono rimandare la visita, o dichiarate crisi di rigetto, tutto per poi sparire nel nulla. Questa clinica vi ha truffato 11.300 euro per dei lavori ancora non compiuti. Il tema dominante è quello di dover pagare i finanziamenti di persone truffate anche per 70.000 euro. Abbiamo attivato delle azioni legali finalizzate a far ottenere loro la sospensione del finanziamento e quindi la sospensione del pagamento delle rate e la restituzione di tutte le somme che in questo periodo hanno pagato. Intanto le procure sono al lavoro, a cominciare da Catania, dove un'inchiesta è già scattata. Un albero secolare si è schiantato al suolo in via Sebastiano Catania a Stannullo, sopra la circonvallazione di Catania. Nel crollo il tronco ha schiacciato un'auto con a bordo 2 persone che sono rimaste ferite in modo lieve. Ancora non sono state accertate le cause del cedimento, probabilmente anche il vento che si è battuto nelle ultime ore ha contribuito a spezzare il grosso tronco. Muore suicidia nel carcere di Pagliarelli un detenuto che era ormai vicino alla scarcerazione, l'ennesima tragedia di un sistema carcerario al collasso. Maglio Viola. Ancora una tragedia nelle carceri siciliane. Un uomo di 43 anni, palermitano, si è suicidato nel penitenziario di Pagliarelli. Sull'episodio stanno indagando le forze dell'ordine. Il detenuto si è tolto la vita impiccandosi mentre si trovava nel reparto protetto riservato a coloro che hanno problemi di tossicodipendenza. Gli agenti hanno tentato di rianimarlo, ma i soccorsi si sono rivelati inutili. Il detenuto scontava una pena per reati legati a spaccio e rapina, sarebbe tornato libero tra un anno, ma anche prima. L'equipe che lo seguiva aveva infatti preso contatti con una comunità e non appena si fosse liberato un posto sarebbe uscito dal carcere in anticipo. La situazione delle carceri italiane è drammatica ovunque, non solo in Sicilia. Secondo i dati di Antigone, che ha visitato 95 penitenziari nell'ultimo anno da Bolzano ad Agrigento, i detenuti sarebbero 62.000 a fronte di soli 56.000 posti disponibili, con un sovraffollamento del 133% in media, ma con punte del 187% in alcune carceri. Negli ultimi 2 anni sarebbero cresciuti di ulteriori 5.000 unità i detenuti. Sul fronte dei suicidi ben 91 quelli accertati lo scorso anno e 33 da gennaio a maggio di quest'anno, mentre sono 246 le persone morte per varie cause durante la detenzione. Situazione preoccupante a Lentini, nella zona nord del Siracusano, droga sempre più diffusa ed escalation di furti. Per poterla acquistare i ladri non risparmiano nemmeno le chiese. Francesco Aloi. Lentini è insicura? La polizia c'è a Lentini, però i ladri sono più della polizia. Indisturbati e senza alcuna paura, nemmeno della telecamera che li riprende, una volta deterrente, oggi forse non più. A Lentini i furti sono aumentati anche nelle parrocchie. Qui stanno portando via una grondaia in rame dalla chiesa di San Giuseppe. Molti reati non vengono neanche denunciati, però stiamo parlando di reati che succedono quasi tutti i giorni. Furti che non possiamo tollerare come parte sana della città. Come nelle grandi città, anche qui, tra Siracusa e Catania, la droga è sempre più diffusa, soprattutto il crack. Per acquistarne una dose serve appena qualche euro, così chi ha bisogno di soldi ruba, per poi rivendere e comprare lo stupefacente. Si dovranno innescare sicuramente maggior numero di controlli, maggiore vigilanza, specialmente nei quartieri che la sera sono un po' più frequentati da gruppi di ragazzi. Le forze dell'ordine ci sono, anche se chi abita qui vorrebbe una maggiore presenza. Ci vorrebbe un po' di controllo in più delle autorità e niente, per essere un po' più tranquilli noi cittadini. Intanto più di 300.000 euro saranno spesi per il sistema di videosorveglianza in città. Esiste già un impianto di videosorveglianza che guarda gli ingressi e le uscite della città, ed è già collegato e sarà collegato con le centrali operative. Il nuovo finanziamento che noi abbiamo in animo di difendere riguarderà invece al perimetro urbano e quindi controllerà le vie all'interno del centro urbano. Con più telecamere, anche a vista, prima di commettere un furto ci penseranno un po', chissà.
Una ragazzina di 16 anni è arrivata a Lampedusa dopo un viaggio della speranza dalla Libia durato anni, è morta ieri al centro Grandi Ustionati dell'ospedale civico di Palermo. Era stata rapita dal suo paese d'origine insieme alla cugina, quest'ultima non ce l'ha fatta ed è morta nel deserto dopo 1 anno e mezzo trascorso in Libia, dove ha subito violenze e privazioni indicibili. Aveva raggiunto Lampedusa durante il viaggio sul barcone in cui era stata caricata a forza, c'è stata un'esplosione, la ragazza si è ustionata, le altre giovani sono morte. In nome di Roberto Ciro e delle tante vittime della strada, in Piazza Verga a Catania i familiari chiedono giustizia e avviano una campagna di sensibilizzazione. Tonino De Mana. Fiori, lapidi, striscioni, foto, strade dove il sangue scorre a fiumi, lasciando a familiari, parenti e conoscenti un senso di vuoto impossibile da colmare se non con il ricordo. E quale migliore occasione di riunirsi e fondare un'associazione per condividere lo stesso dolore e le stesse battaglie. Angeli della Strada, con sede a Napoli ma con adesioni in tutta Italia, fa tappa a Catania con un simbolico appuntamento in Piazza Verga, esattamente davanti al tribunale. È qui che Sara Anicito chiede giustizia per il figlio Roberto, morto a 17 anni in un incidente stradale a Pedara. Per la legge mio figlio è un fascicolo e un numero, ma mio figlio era una vita. La mia giustizia è l'innocenza di mio figlio. Io ho tutte le prove che lo possono mostrare che mio figlio era innocente. E come mamma di Roberto chiedo giustizia. Da Sara Annunzia, da Roberto a Ciro, scomparso prematuramente a Casal di Principe, nel Casertano. I nostri figli, non mi piace chiamarli vittime innocenti, ma angeli, perché oggi i nostri figli saranno gli angeli che proteggeranno queste strade, dove il loro sangue innocente è rimasto sull'asfalto. Al di là degli aspetti giudiziari ci sono anche le strade, che purtroppo anche a Catania non sono a norma, con tantissime buche. Sì, questa storia è un po' dappertutto, anche nel Casertano sono successe molte di queste cose, dove per una buca, per un tombino ci sono state vittime della strada. La manifestazione catanese è servita anche per accendere i riflettori sulla corretta applicazione del codice della strada. Violenza sugli animali, c'è la legge, chi li maltratta rischia fino a 4 anni. Sentiamo Veronica Barbarino. Dopo un'attesa di quasi 20 anni, il Senato ha approvato la proposta di legge Brambilla, accolte quindi norme più severe contro la violenza nei confronti degli animali, in particolare multe fino a 60.000 euro e anche il carcere fino a 4 anni se l'animale è oggetto di sevizie o prolungate sofferenze. Esose sanzioni per chi tiene gli animali domestici legati con catene ed effettua traffico illecito e competizioni tra animali. Uno dei punti fondamentali di questa nuova legge che ci rende particolarmente felici è il fatto che prenda più in considerazione l'animale come essere senziente, quindi un animale che prova dolore, prova spavento, prova paura e che appunto venga tutelato sotto questo aspetto. Importante stretta anche contro chi li abbandona. Per noi è importante la questione dell'abbandono, perché purtroppo soprattutto nella nostra regione i casi di i reati contro gli animali che si manifestano attraverso l'abbandono restano nella maggior parte dei casi impuniti e noi purtroppo ne sappiamo qualcosa ed è sempre più frequente. Queste norme proiettano l'Italia all'avanguardia nella difesa degli animali, tutelando chi non ha voce. Tesori dal blu, Mazara del Vallo celebra la pesca e i pescatori. Laura Spanò. Mazara del Vallo ancora una volta torna ad essere centro nevralgico del dialogo euro-mediterraneo in materia di pesca. Nell'ambito della rassegna internazionale Tesori dal Blu a Mazara, riunione ministeriale dal carattere internazionale sul tema rafforzare l'approvvigionamento ittico nel Mediterraneo, un incontro per parlare del futuro della pesca nel Mediterraneo, dove diventa fondamentale promuovere politiche condivise, innovative e sostenibili per garantire la sicurezza alimentare e la competitività delle nostre filiere. Per l'Italia il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare delle Foreste Nello Musumeci. Dobbiamo tutti lavorare perché la sostenibile pesca nel Mediterraneo possa trovare un punto di incontro fra le legittime esigenze dei pescatori e le legittime esigenze dell'ambiente. Sul versante internazionale hanno confermato la propria partecipazione molti rappresentanti istituzionali della sponda sud del Mediterraneo. Noi come parte libica intendiamo rafforzare la collaborazione e la cooperazione con l'Italia sia per la formazione che per tutte le attività inerenti alla filiera della pesca.
Quella di Mazara non è stata certamente una giornata celebrativa di un Mediterraneo che già conosciamo, ma sarà uno spazio in cui si vuole concretizzare il lavoro, l'idea di andare insieme verso l'unica direzione per salvaguardare questo mare che ci accomuna, ma che spesso ci divide. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi torniamo con altre notizie, in particolare con 100 bambini che dicono no alla mafia. L'antimafia siamo noi. 100 bambini trasformano l'Assemblea regionale in una redazione e vanno in onda con il TG della memoria. Marco Gullà. Nessun adulto al microfono, nessun politico dietro al leggio, al TG della memoria in onda simbolicamente dall'Assemblea regionale siciliana. I conduttori sono gli alunni di quinta elementare dell'Istituto Comprensivo Villabate 2. Trasmettiamo in diretta dallo studio della quinta A e quinta B e oggi siamo qui per raccontare le storie di alcuni uomini che hanno combattuto contro la mafia siciliana, Cosa Nostra. Le storie che vogliamo raccontare sono storie senza tempo. Un telegiornale costruito interamente da loro, senza interventi esterni, in cui i cronisti, inviati e presentatori sono tutti bambini. Si fa memoria, si fa antimafia direttamente nelle scuole. La risposta che possiamo dare alle polemiche che ci sono state fino adesso, in questi ultimi giorni, è l'antimafia parte dai bambini ed è curata, come diceva Gesualdo Bufalino, da un esercito di maestre. Da Gaetano Costa, Boris Giuliano, da Paolo Giaccone a Giuseppe Tesauro, gli studenti giornalisti raccontano chi ha sacrificato la propria vita per la lotta alla mafia. Ma guardiamo alcuni scatti fatti proprio durante quegli anni. giorno noi siamo impegnati in tantissime iniziative di prevenzione contro la violenza sulle donne, contro il bullismo, il cyberbullismo e la promozione dell'educazione alla legalità. Riteniamo che questi percorsi siano molto fruttuosi, è stato veramente un percorso positivo per i nostri ragazzi e speriamo di continuare questa collaborazione con la Fondazione. A Catania, grande successo per la 17ª edizione di Un Gol per la Solidarietà, che quest'anno ha raccolto oltre 28.000 euro. Il ricavato verrà devoluto per una campagna contro bullismo e cyberbullismo. Stamane la consegna dell'assegno. Emanuela Corsi. Calcio e spettacolo si incontrano per sensibilizzare i giovani su temi sociali importanti. È la formula vincente di Un Gol per la Solidarietà che quest'anno ha raccolto oltre 28.000 euro. Parte del ricavato verrà destinato alla Caritas diocesana catanese, mentre un'altra per una campagna di sensibilizzazione contro il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, tema scelto per la 17ª edizione. Un tema che mi ha suggerito mio figlio, settembre scorso eravamo a pranzo, siccome lo scorso anno si parlava di femminicidio e si è fatto l'evento sul femminicidio, mi ha consigliato, suggerito di approfondire questa tematica e ovviamente ho risposto subito sì, perché comunque è un tema importante, purtroppo di attualità. E come diciamo sempre, l'unico strumento che abbiamo è parlarne, divulgare e comunicare, e questo è stato fatto prima dell'evento, durante e quest'anno anche dopo, con questa grossissima campagna di comunicazione. La consegna simbolica dell'assegno è avvenuta ai piedi dell'elefante, simbolo della città di Catania, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell'ordine e dei protagonisti della campagna contro il bullismo, i giovani studenti catanesi. Saranno presenti in città con i 6x3, con degli spot televisivi, radiofonici e quanto. Sarà una sorpresa. Si dice spesso che noi giovani siamo quelli che saranno per il futuro del mondo, ma in realtà noi crediamo di non essere solo il futuro, ma di essere anche già da ora delle persone che possono fare qualcosa per gli altri. E subito dopo il telegiornale alle 14.30 il focus di oggi parlerà della storica sentenza della Consulta per il riconoscimento dei figli di due donne nati da procreazione medicalmente assistita. Eva Spampinato ospiterà in studio l'avvocato Simona Di Stefano e poi in collegamento ci saranno Vicky e Maria Rita che racconteranno la loro bella storia d'amore e la nascita del piccolo Samuele. Ci fermiamo, c'è adesso una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva.
Siamo al calcio, dopo la retrocessione arriva un'altra mazzata per il Messina, penalizzato di 14 punti da scontare nel prossimo campionato. Il provvedimento complica anche le eventuali trattative per cedere il club. È stancato anche il Trapani. Tonino De Mano. Il campionato è finito da un pezzo, ma a cascata arrivano le mazzate, tremenda per il Messina. Non bastassero la sconfitta di Foggia e la conseguente retrocessione, i guai societari e giudiziari della CR, arriva anche la stangata del Tribunale Federale Nazionale. 14 punti di penalizzazione da scontare nel prossimo campionato di competenza per i mancati pagamenti di stipendi e contributi dell'aprile scorso, che gettano ombre sinistre sul futuro dello stesso club, facendo scappare a gambe levate anche i possibili soggetti interessati all'acquisto. In poche parole, si annuncia un'estate calda, l'ennesima arriva allo stretto. A questa si aggiungono anche le sanzioni personali, 10 mesi di inibizione ciascuna al presidente Alaimo e all'amministratore Sissè. Una condanna pesantissima che va ad aggiungersi ad una situazione disperata per la quale la Procura di Messina ha inoltrato anche istanza di fallimento con udienza fissata al 10 giugno. La CR non ha presentato alcuna memoria difensiva. Mano pesante per il caso dei crediti d'imposta anche per il Trapani, sanzionato di 8 punti, che dovrà scontare nel prossimo torneo di Serie C. 6 mesi di inibizione per il patron Antonini. In attesa di conoscere carte e motivazioni, la società Granata sta valutando l'ipotesi del reclamo alla Corte Federale d'Appello. Il basket, stasera l'esordio della Trapani Shark nelle semifinali play-off per l'accesso alla finale scudetto, avversaria la Germani Brescia. Franco Cammarasano. Per un posto nella storia, la Trapani Shark all'esordio stasera nella gara 1 della semifinale playoff del campionato di A1. In palio il biglietto per la finale per lo scudetto 2025 di pallacanestro. In un Palashark che si preannuncia bollente, la squadra siciliana dovrà vedersela con la Germani Brescia, che nei quarti ha avuto la meglio sulla pallacanestro Trieste. Si giocherà al meglio delle 5 partite, gara 2 domenica sempre a Trapani, gara 3 mercoledì a Brescia. Partita quella di stasera dall'esito incerto fra due protagoniste del campionato di A1. Brescia può contare su una maggiore esperienza di playoff, Trapani però da neopromossa ha sorpreso tutti, addetti ai lavori e non. Vuol stupire ancora. Dovesse andare in finale, giocherebbe contro Armani Milano o Virtus Bologna, ma quella è storia ancora da venire. E siamo ai play-off scudetto di calcio a 5 per gara 2 dei quarti di finale. Stasera la Meta Catania, dopo la sconfitta di Avellino, è chiamata al riscatto, opportunità da sfruttare considerato il doppio turno casalingo, fischio d'inizio alle 20. Ed era l'ultima notizia, vi lascio adesso al Focus condotto da Eva Spampinato. L'informazione torna alle 19, grazie a tutti, una buona giornata.